grissini croccanti, rapidi. Farina, 300 grammi, in questo caso ci sono anche dei semi. Baking, ovvero lievito da pasticceria, sale, acqua, olio. Se volete le dosi della ricetta, chiedetemela. Farina, al solito nido, mettiamo il baking, ci diamo un bel giro, misceliamo tutto. Uniamo il sale, alla fine abbiamo bisogno di fare un impasto unico per fare grumi di qualunque tipo. Uniamo l'acqua, tiepida in questo caso. Possiamo già mettere il grasso. Togliamo piano da tutto. Allora, non aspettate di allisciare l'impasto. L'impasto deve essere pronto così, quanto più grezzo, perché dovrà riposare. Gli daremo un'oretta, l'impasto riposato, come vedete ha preso il suo glutine, non ti abbandona mai. Mettiamo qui e cominciamo a spezzare. Cominciamo direttamente sul banco, non vi aiutate né con la farina né con l'olio. Se l'impasto è fatto bene non si attaccherà da nessuna parte e potete stenderlo come volete. Io mi aiuto così. Un po' di staccante spray, la placca è girata al contrario, ci facciamo i nostri tozzetti e stendiamo i grissini. Per me è la misura giusta. Se comunque li volete fare tutti regolari e volete perdere un po' più di tempo, alla fine parateli. Piccola tip: se volete renderli lucidi, una bella pennellata di albume, non di uovo, che sennò sarebbero troppo scuri, e se volete mettere dei semi fatelo, anche un po' di parmigiano. Inforniamo a 170 gradi per una quindicina di minuti, portello leggermente aperto per farli asciugare. Eccoli qua, belli croccanti. E fate i bravi.